Le UTI secondo progetto Codroipo. In relazione al ricorso al TAR fatto da alcuni sindaci di comuni come Codroipo contro la legge regionale sulle unioni territoriali intercomunali, ho chiesto un'opinione alla capogruppo di progetto Codroipo Carla Comisso. Secondo me è un ricorso del tutto pretestuale, no? E lì c'è una posizione politica contro un ragionamento. Il tema di fondo che viene posto da chi dei comuni che hanno aderito a questa iniziativa era dire che la legge regionale è anticostituzionale. Non ho capito da questi comuni, da questi sindaci, se in realtà hanno un'idea di che cosa in realtà ci sia sotto questa riforma della legge regionale e se in realtà sono d'accordo sul principio che bisogna iniziare a lavorare in forma consorziata in unioni di comuni, in gestione associata del territorio. La richiesta, no, di portare questa legge davanti al TAR rallenterà sicuramente i lavori di riforma e mi chiedo che cosa stiamo facendo in attesa della risposta e che cosa intendono fare questi sindaci in attesa della risposta. Noi dobbiamo rispondere a quello che ci viene chiesto dai cittadini. I cittadini vogliono pagare meno tasse ed avere una qualità dei servizi superiore. Okay? Quindi questo è il primo punto, il cardine della questione. E la crisi economica ha facilitato questo tipo di ragionamento e una soluzione per arrivare ad accontentare i cittadini è quella di gestire in forma associata una serie di funzioni e di servizi per dare migliore qualità appunto di servizi erogati ai cittadini. E se dobbiamo pagare meno tasse e dobbiamo migliorare i servizi, la ricetta che noi pensiamo sia la migliore è quella di agire in unioni di comuni, quindi in forma consorziata. Perché questo? Perché così riusciamo ad ottenere un equilibrio tra quello che è troppo grande e troppo piccolo. La frammentazione del territorio del comune di Codroipo. Io mi sono così premurata di raffigurare in rosso quello che potrebbe essere per noi il nostro ambito territoriale ottimale, così chiamato, che è un equilibrio tra una quantità di risorse umane e anche di risorse strumentali. Se noi uniamo tutte le forze, potenziamo le specificità dei vari settori e riusciamo a essere innovativi e propositivi per il futuro. Chi ha già sperimentato questo, e noi sul sociale siamo stati dei precursori già dal 2006 su questo ambito, abbiamo visto che abbiamo ottenuto delle economie di scala, quindi abbiamo avuto dei risparmi su alcuni settori anche del 40%. Quindi ripeto, chi non vuole le unioni dei comuni e ha paura di perdere dei poteri, di piccoli poteri, mi dica qual è l'altra risposta che si deve dare ai cittadini. Codroipo gestisce già in forma associata il personale, i servizi sociali, la polizia, la cultura. Non è che è una cosa nuova, stiamo solo cercando di normare quello che già stiamo facendo a livello comunale già dal 2006, quindi un'esperienza che già in itinere, non è una novità, cerchiamo di dargli forma giuridica, quindi un aspetto più normale, quindi un aspetto più di contenuto di legalità e di trasparenza e di sussidiarietà. Il principio è questo, che nessuna legge nazionale o regionale sarà in grado di arrivare ad una definizione puntuale di quella che è una riorganizzazione dei servizi e delle funzioni di tale portata. Il concetto è che solo dei ragionamenti locali mirati che vadano a vedere quali sono appunto le non sovrapposizioni di funzioni, andare a vedere quello che si può anche dismettere in un territorio perché magari non serve o serve invece potenziare altre specificità. Quindi il punto debole in realtà è un punto di forza laddove tu trovi degli amministratori locali che vogliano lavorare e che siano capaci di fare delle riflessioni profonde sul territorio per vedere quello che invece diventa un punto di forza da sviluppare e da aggregare e gestire in appunto gestioni associate dei comuni. Per il Ponte News Alberto Buccaro.